Oggi è una giornata importante in questa calda domenica di maggio, si parla proprio del voto di Silvio Alessi che è pronto per affrontare questa competizione elettorale. Oggi proprio si parlava anche della modalità di voto, ma come si vive ormai queste ultime settimane che mancano? Ma oggi, dopo la presentazione di giovedì delle liste del PDR, abbiamo voluto riunirci questa mattina per mettere insieme tutti i ragazzi e tutte quelle persone che si sono adoperate, che ci hanno messo la faccia per realizzare le liste di Forza Silvio, per il Patto per il Territorio con Agrigento e con Io Cambio con Progetto Agrigento. Sono dei ragazzi che hanno intrapreso questa campagna elettorale con grande entusiasmo e con la caparbietà e la determinazione giusta, perché hanno creduto in questo progetto, il progetto di Silvio Alessi Sindaco, al nostro programma e tutto quello che noi vogliamo portare di nuovo ed innovativo per la città di Agrigento. Oggi, più che una presentazione, è stato un momento di aggregazione di questi 90 consiglieri comunali, aspiranti consiglieri comunali, e a cui abbiamo dato un nostro grande in bocca al lupo per questa entusiasmante campagna elettorale, ma soprattutto abbiamo voluto spiegare loro qual era il nostro progetto iniziale e il progetto che poi ci porterà, appunto, ci seguirà in questa campagna elettorale, ma soprattutto abbiamo voluto, come dire, spiegare loro le modalità di voto, abbiamo voluto spiegare loro come si vota e quello che dovranno fare in questa campagna elettorale. Con che spirito si vive questa esperienza della competizione elettorale e perché al fianco di Silvio Alessi? Perché Agrigento ha bisogno non di qualcuno che punta per Roma, quindi punta, diciamo che Agrigento potrebbe essere anche un trampolino di lancio per arrivare nel suo obiettivo, che è quello appunto Roma. Agrigento ha bisogno di imprenditoria ed ha bisogno di un imprenditore affinché apra le porte ai giovani nel mondo del lavoro. Ormai manca davvero poco per il rush finale alle amministrative 2015. Silvio Alessi quest'oggi presenta ufficialmente le 4 liste che appoggeranno la sua candidatura. Ecco, tu sei una delle candidate nelle file di Forza Silvio. Ecco, con che spirito vivi questi momenti e soprattutto cosa pensi che possa essere importante per Agrigento? Questa è una sfida abbastanza difficile. Io sono qui a sostegno appunto di Silvio Alessi nella lista Forza Silvio, perché credo che comunque sia lui sia un buon sindaco, il miglior sindaco per questa città, per la sua storia e comunque per l'impegno sempre dimostrato. Appunto lui è un cittadino normale, un imprenditore che è stato sempre abituato ad investire, a porsi degli obiettivi chiari, si è sempre impegnato appunto nel settore del turismo per mostrare le bellezze di questa terra nel mondo. Qualcuno potrebbe obiettare del fatto che comunque sia Silvio Alessi non conosce il mondo della politica. Mi chiedo se questo sia un limite. Difatti fino ad oggi abbiamo avuto dei sindaci che conoscevano bene quest'arte, che si sono riempiti la bocca di tante parole, tante promesse e poi sono spariti dalla scena.